Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura alla politica per Giuseppe Conte, la realizzazione del ponte sullo Stretto è assurda e inutile. Il leader del Movimento 5 Stelle lo ha ribadito durante l'incontro di ieri con i residenti di Torre Faro a Messina, che rischiano di perdere le loro proprietà per la realizzazione dell'infrastruttura. E adesso la cronaca: 6 persone in carcere e 5 domiciliari al termine di un'inchiesta dell'antimafia palermitana nei confronti di presunti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Gli arrestati avrebbero riciclato per i clan grosse somme di denaro attraverso imprenditori e operatori compiacenti. Colpita la mafia di Salemi, si parla di milioni di euro ripuliti grazie anche a una solida alleanza con i calabresi. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno comunicato 4 avvisi di conclusione indagini per l'incendio del maggio del 2022 a Stromboli durante le riprese di una serie televisiva. L'accusa è di disastro ambientale colposo, coinvolte 2 persone giuridiche e 2 società. Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo. È rimasto coinvolto in un incidente ieri pomeriggio in via Leonardo da Vinci. Il giovane si trovava su un monopattino quando si è scontrato con un'auto. E in chiusura un altro violento sinistro avvenuto lungo la circonvolazione di Carini, che ha coinvolto 2 auto e un mezzo pesante. Un tir ha sfondato il guardrail e è finito in bilico sul ponte. Ci sono 5 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. I dettagli su queste notizie e molte altre li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.